that's all that's on my mind. Tira dentro l'anima, Catania. Si chiama Catania, Don Cash. Beh, questa è una bella testimonianza d'amore verso la propria città, per uno che peraltro, anche se ha avuto le sue esperienze soprattutto all'estero, anche se insomma è stato fuori, ha preso tante influenze, poteva anche restarsene fuori. Sì, mi hanno chiuso in balcone, ho preso l'influenza. Sì, ma stai, ne picchiavo, Poi sentirlo dire a lui, capito, che è il capostipite ci della vuole un naso, canzone ci di vuole un Catania. naso. Sì, però tu sei quello che poteva starsene fuori, ma preferisci sempre ripartire dalla tua città, il che vuol dire che ci credi, Sì, no? ma noi abbiamo noi Tokyo con il Fujiyama e noi siamo gli unici dove tu vai in montagna e guardi il mare o ti fai il bagno e vedi la montagna. Hai capito, Gianfri? Siamo l'isola e la città più bella del mondo. Catania e Tokyo, precise, solo che loro hanno gli occhi a mandorla, noi al massimo avevamo la granita a mandorla. Visto? Però sempre qualcosa in comune. Qualche cosa che a mandorla c'è. Senti, tu mi vuoi sfidare, hai detto, no? Allora io faccio una cosa, lo dico perché così gli ascoltatori si rendono conto. Intanto non è nulla preparato come tutto ciò che accade dalla Catalla, quindi voi lo sapete e adesso insomma stai attento perché tu hai detto concentrato dai, che se io trovo una base qualunque tu arrivi e rappi. No, ma non solo, tu mi devi dire parole, ogni 4 battute tu mi devi dire parole, io rapperò con le tue parole. Allora, io intanto ho scritto base rap instrumental, così da picchi e ne sceno tutte cose che io non conosco, bravo, giusto? Così. Io ammacco il play nella prima che ho trovato, quello che vuoi, apro il cursore 5-6 che è messo già qua a metà e Gianfranco dovrebbe far partire questa, la sentiamo? Hai ammaccato il play? Io l'ho ammaccato il play. Io però non la sento. Picchi non la sente. Non la sente neanche Eccola io. qua. C'era Chisto che non era azzeccato forse, può essere. Ok. Yes, sento veramente basso. Allora, la prima parola quale sarà, Gianfranco? Primo poi? come l'argomento? Primo, poi primo giorno, giorno perché mi piace, Primo ma giorno. non come primo giorno. Primo e giorno. E poi acqua fresca. Ok. Rimaniamo così. Io bevo nel senso che la cosa poi ti rinfresca. Don Cash è come un passaggio in gola, come l'acqua fresca. E il primo pensiero al mattino, mi sveglio, guardo lei, la donna, quindi quella che ho vicino di casa, che si accompagna alla parola. La terza io l'ho scordata, ma tranquillo che ritorna a scuola. Il primo ed il secondo momento al mattino è quello in cui ringrazio Dio per averti ancora accanto, vicino e mi allontano, come quando Peppe mi guarda e la gente parla di me. Io sono siciliano, ho dedicato una canzone al posto da cui provengo, nel senso che alla fine ritorno, intraprendo. Altre parole, sei pronto? Vai, certo, allora, sempre. Assoluto ok. Giappone, sì. Assoluto Giappone e Sels al limone. Ok, è un'emozione ritornare a casa e dissetarsi e poi lavarsi con il sapone. No, Sels è il limone e dopo il sale, come il sole se ti assale. Faccio cose, io le spreco le parole come fossi il male, nel senso che lo faccio a 108. Sono il primo assoluto di te, chiaramente me ne fotto. Io sono quello che è venuto come mio padre. Pensa se fosse stato un coito interrotto. Il Giappone si allontana perché come noi c'è Tokyo, e quando faccio rap a te come Calà dico occhio amico, nel senso che sono come un ortaggio e swag, quindi sei un saggio. Hai Ti seguo, non mi sono anche censurato da solo, come Fabio con 2 rime alla fine prendo il volo. La base di sotto la scelta Castiglia, Don Cash, Sicilia, rispetto, onore, famiglia. Oh, altre parole, l'ultima, attenzione, allora, l'ultima è aeroplano, poi cotoletta e lido azzurro. Vai. Allora, aeroplano, cotoletta, lido azzurro, su fa magari chista, io stacco e viene così fan tutti, subito. Io sono hardcore come ai tempi di Gaspare Zuzzurro, e da bambino al mare chiaramente andavo al lido azzurro. E come dici 12:30 troppa fretta, caponata la signora chiaro con la cotoletta. Dopodiché è rimasta un'altra cosa che sappiamo, io con le rime giro il mondo in aeroplano, così le ho dette tutte. Don Cash che le sa tutte, sono come Tinto Brass perché così fan tutte. Hai capito? Anche così fan tutte, cioè pure non è successo. Bravissimo! Don Cash! Bravo! Oh, gli applausi stavolta sono veri, comics che si sta sbracciando, ragazzi. Non erano quelli sì. No, è vero. Sono io che riesco a fare l'applauso così in modo. Mi è venuto il freddo con sto cavolo, cioè allucinante. That's Con incredible, sto cavolo, guarda.
Questo cavolo mi è venuto il freddo, ragazzi, questa la devo scrivere. Anche sotto il caldo riesco a sentire freddo. No, è che è fantastica, brivido di freddo No, sotto no, il caldo. ma è io sono fantastica. scioccato veramente, bravissimo. Mamma mia. Bravissimo. Vabbè Carusi, questa è una cosa che non tutti sanno fare, non tutti Assolutamente, riescono, assolutamente. bisogna avere soprattutto tanta passione, poi ovviamente una grande intelligenza, una ottima cultura e anche tanto amore per quello che stai facendo. Quando la paucca esce fuori quello che è il tuo pensiero, la tua anima, senza paura di dire nulla, anche perché il rap ti dà la possibilità di esprimerti liberamente, è vero donna? Ecco, questa è una cosa brutta, ad esempio. Hai detto la parola nulla e la parola esprimersi. Sì. Quando uno si esprime non può non dire nulla. Bravo. E io sono Oh. un po' arrabbiato nei confronti, anche se adesso me ne vorranno tutti male, No, dei no, rapper dillo, che che è utilizzano così. questo mezzo per non dire nulla. Nulla. Il rap va bene che è un incrocio metrico, ma se questo incrocio metrico lo fai per non dire nulla, mi fai il solletico. No, se io giochiamo, dico, se giochiamo con la caponata e la cotoletta, e allora Ok. facciamo la rima per Bravo. giocare qui, perché lui accetta la sfida e giochiamo. Ma quando scrivi una canzone, cerca di dire qualcosa. Bravo. Spesso mi trovo in imbarazzo nei confronti della nuova non generazione solo che il mi rap, dice non ma solo il rap." perché tante volte sacrifico le metriche per il concetto. Però secondo me è più importante arrivare con un concetto che magari capisci dopo e dici mica, magari non ha fatto un intreccio metrico assoluto come fanno gli americani, Però, però ha detto qualcosa, di no? consistente. Vabbè, comunque non succede solo nel rap, succede anche in quelle canzoni pensate a tavolino, seduti, belle, e poi tu l'ascolti e dici ma Tiziano Ferro che voleva dire? Ammacca il play che parliamo di un amico, va. Lasciamo perdere. va. Occhio che anche lui è I like a talent's on my mind.